Allora, abbiamo capito che ci sono già le prime proposte editoriali anche per il libro scritto a mano. Ma no, Aldo Cazzullo del Corriere ha voluto appunto riportare questa storia, questo cameo che comunque è un libro scritto a penna, l'ho scritto a 18 anni, magari troverà. Devo dire che qualcuno me l'ha già proposto dopo aver letto l'intervista, però insomma qualcosa faremo. Allora, siamo qui ai 20 anni del Corriere, l'informazione, quanto è importante anche per avere un ruolo nazionale di questo Veneto che reclama l'autonomia, ma fa fatica a farsi capire dal resto d'Italia. Beh, intanto non siamo più periferia dell'impero, non siamo più mezzadri di Roma, diciamolo fino in fondo. Ringrazio tutta la stampa del Veneto perché ci ha permesso di comunicare in maniera assolutamente di qualità. Dopodiché lo standing che ha raggiunto il Veneto in questi anni, mi attribuisco anche un po' di questo merito, è quello standing che ci permette di portare a casa le Olimpiadi, che ci ha permesso di far entrare nell'agenda di tutti i governi e nei discorsi del Capo dello Stato il tema autonomia, che ci permette di essere oggi interlocutori con Intel a livello internazionale per un grande investimento da quasi 10 miliardi in Veneto e molto altro ancora. Quindi direi che il Veneto ha fatto un bel percorso assieme a voi, al mondo della stampa, e poi non ultimo il Covid. Se non ci fosse stata la stampa nel Covid, parlo di carta, televisioni e ovviamente radio, non sarebbe stata la stessa storia. La ZLS e Intel dall'altra parte sono due sfide che dobbiamo vincere per forza. Beh sì, ma noi siamo nati per le sfide, quindi andiamo avanti, Che speranze ci sono? andiamo avanti. Non si può parlare molto, solo una cosa sui giovani. Abbiamo una regione che marcia parecchio, ma ci sono anche giovani che rimangono indietro. Domani inaugura Job. Secondo lei si può mettere una marcia in più su questo versante? Beh, intanto cominciamo col dire che il Veneto rispetto ai servizi dell'impiego, la formazione, formiamo 20.000 ragazzi all'anno, cosa che altre regioni non fanno, e perché abbiamo un modello particolare, è assolutamente all'avanguardia. Del resto la nostra disoccupazione è la più bassa in Italia. Dall'altro ovviamente i percorsi devono essere sempre più sartoriali perché comunque cambiano le professionalità, cambiano le richieste di mercato e anche le aspettative dei ragazzi. Quindi noi dobbiamo essere presenti. Poi io sono convinto che si debba fare in modo che questo paese sia un paese per giovani e quindi anche se i giovani rappresentano poca base elettorale, ma devono essere il nostro faro, devono indicare la via e questo lo dobbiamo fare con la determinazione che abbiamo sempre avuto, quindi dobbiamo modificare un po' il modello delle scelte.